Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento gruppo TV7 del mercoledì. Vi ricordo come di consueto che siamo in diretta sulla pagina Facebook. Abbiamo ospite il sindaco di Padova Sergio Giordani. Prima della pubblicità gli ho chiesto se si ricandiderà, lui tergiversa. Staremo a vedere a Natale cosa deciderà per il suo proseguo a livello politico-amministrativo per quanto riguarda la città. Senta, invece andiamo a Padova, che cambia, ci sono molti cantieri, ricordiamo Piazzale Boschetti, ricordiamo tutti i parcheggi, anzi sul parcheggio poi della Prandina c'è un progetto già fatto oppure no? No, non c'è un progetto assolutamente. Abbiamo un po' di ritardo perché nell'abbattimento delle palazzine di Via Anelli purtroppo abbiamo trovato tracce di amianto, di conseguenza sono complicati i lavori. Qui sempre problemi nascono. Ma purtroppo ogni volta che si mette mano su cose vecchie succedono problemi. Allora troviamo tracce di amianto e di conseguenza penso arriveremo a maggio-giugno col cambio di proprietà, per cui abbiamo tutto il tempo per allora fare andiamo a vedere i cantieri di Padova. È dal 13 gennaio scorso che auto e bus non possono più sostare in Piazzale Boschetti. L'area è stata recintata e l'accesso chiuso. Inizia così la trasformazione del parcheggio nel Parco Tito Livio, secondo il progetto dell'architetto Lorenzo Attolico, che ha curato anche la riqualificazione delle palazzine Liberty, vincolate dalle Belle Arti, e che una volta restaurate ospiteranno attività commerciali, appartamenti di pregio e un ristorante con terrazza panoramica. La soprintendenza ha infatti approvato il progetto, seppur con qualche prescrizione, già accolta nelle integrazioni preparate dal progettista. Ecco quindi che finalmente si vede il futuro per il primo dei 3 buchi neri della zona. Soluzioni invece si attendono ancora per PP1 ed ex IFIP. In Via Anelli, nel complesso Serenissima, tutto è pronto per iniziare la demolizione della seconda palazzina, il Civico 27. Le tracce di amianto rinvenute nel collante utilizzato per le piastrelle in 12 locali dell'intero edificio tra bagni e cucine sono state rimosse e la settimana prossima inizierà la demolizione. Nel mentre anche nelle altre palazzine proseguono i lavori di svuotamento. Tutto fermo invece nel cantiere di Via Giustiniani, laddove è stata abbattuta la palazzina di pneumologia per far posto alla nuova pediatria. E non potrebbe essere diversamente, visto che si attende ancora l'approvazione del progetto definitivo dell'architetto Striolo, che modificato è al vaglio del nuovo soprintendente Fabrizio Magani. L'obiettivo per i vertici dell'azienda ospedaliera rimane l'aggiudicazione entro la fine del 2020 del bando per i lavori, di quello che è giudicato essere il primo tassello del doppio polo del nuovo ospedale. Allora, senza dimenticare poi che anche il centro congressi è già quasi ultimato, insomma senza contare tanti bei lavori che si stanno ultimando a Padova. Però io inizierei sempre da quello che è un problema più importante, che è praticamente pediatria, perché lì mi sembra che l'intendenza stia trovando un accordo con lei. Cioè, mi racconti un po' lì, perché da loro lì... non tanto con me, con l'azienda ospedaliera. Con l'azienda ospedaliera. Ovviamente con l'azienda ospedaliera e il soprintendente c'è anche il nuovo, magari c'è un ottimo rapporto, stanno andando avanti, sono abbastanza tranquillo, stanno lavorando bene. Mi sto interfacciando con quello che posso fare io con loro per dare una mano, ma so che insomma penso che sia a breve la definizione, non vedo grossi problemi. Io capisco tutto, però ogni volta che facciamo qualcosa a Padova c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, è normale, penso che nella dialettica, nella democrazia di una città. Però prima vengono i bambini, prima vengono le mamme e i bambini, su questo sono fondamentalmente... Lei lo dice, però... ma si sta trovando la soluzione, si trova, basta, l'importante è dialogare sempre, costa più tempo, sì, costa più tempo, però alla fine si trova la soluzione. Il sovrintendente, sia questo che il predecessore, sono sempre stati tranquilli e sereni. Purtroppo le associazioni... il predecessore un po' mica tanto, era più deciso, mi sembra, era determinato, uso questo termine. Via. Ma noi giudichiamo le cose in base a quello che leggiamo, io giudico in base alla conoscenza delle persone, che è diverso, per cui ognuno si fa un'idea leggendo i quotidiani, i social, i media, i tv, sono bravi sia
predecessore, sono argomenti delicati, sono sempre delicati. Da una parte sono la salute, dall'altra parte la città nella sua espressione culturale. Sono cose difficili da mettere assieme, molto difficili. Un sovrintendente deve avere l'equilibrio di fare le cose per bene. Non è facile, perché se uno bada solo alla cultura, quindi quando vedremo pediatria che inizia a nascere? Beh, questo qua va chiesto al direttore. No, pensavo che ne fosse conoscenza. Io penso che nel giro di pochi mesi definiranno il progetto, dopo faranno il bando, una gara per progettazione definitiva. Prossimo anno, fine dell'anno, prossimo anno cominceranno i lavori. Quindi Padova rimarrà senza pediatria ancora per parecchio tempo, insomma. Un paio d'anni, 2 o 3 anni, 2 anni e mezzo, 3. 3 anni, sicuro? 2 anni e mezzo, 3. Mica poco. Sì. Io pensavo che quando fosse stato deciso il lavoro, abbattuta la pneumologia, pediatria subito dopo nasceva, come invece qui. No, perché ho visto che in Cina costruiscono un ospedale in 15 giorni per 1000 persone. E qui per fare una pediatria per... anch'io 3 anni, 4 anni, insomma. La differenza tra un paese in cui tutti possono parlare e un paese in cui uno decide. Si chiama, sono due cose. E lei quale preferirebbe? In cui tutti possono parlare. Però io qualche volta anche uno decide. Sì, però preferisco questo paese, devo dire. No, non dico mica di no, però delle volte... Preferisco sentire l'opinione di tutti che decide da solo. È vero, Sindaco, però... Al di là che non ci credo 10 giorni, bisogna capire che ospedale... Adesso io non lo so che ospedale sarà. Mi piace moltissimo questo concetto, in 10 giorni... No, 10 un mese... No, 10 giorni ha detto, 10 giorni, sempre che sia vero. Piace moltissimo. Io preferisco avere un paese in cui tutti si discute, che è un paese in cui uno decide. Però credo che sia giusto che ci siano delle priorità come questa di pediatria, dove l'urgenza che tutti hanno ragionato prevalga invece sul fatto che i bambini hanno bisogno di un ospedale. Sicuramente, non abbiamo perso tanto tempo, sarà 4-5 mesi, non di più. Sì, no, ma però ora che vi ricordo che quando l'ospedale sarà terminato, tra 10 anni, non c'è niente da fare, e tutti gli ospedali sono così in Italia. Sarà meno, era un anno fa. 10 anni in totale, saranno 9 adesso. Io ho sempre l'idea che saranno molti di più, però... No, io conosco bene Luciano Flor, il direttore, vi garantisco sta andando avanti in maniera incredibile. Il prossimo aprile noi firmeremo definitivamente l'accordo di programma per la costruzione dell'ospedale, dopodiché passerà alla progettazione. Saranno progettazioni il prossimo anno definiti. Questo anno, quindi, avevo capito il prossimo anno. No, l'accordo di programma tra università, regione, provincia, comune, sarà l'accordo definitivo, dopodiché possono cominciare a fare i progetti. Fatto il progetto, vogliamo fare la gara per il progetto, una gara importantissima europea, fatto il progetto bisogna passare alla gara per fare i lavori e dopodiché cominciarono i lavori. Ma pediatria ha un timing diverso, molto più accelerato. Però anche pediatria mi sembra, Sindaco, nel ragionamento che ha fatto, che è condivisibile, dove tutti devono dirla loro e tutti devono rispettare quello che c'è da rispettare, però credo delle volte delle cose urgenti, importanti, il popolo italiano dovrebbe capire che certe situazioni andrebbero accelerate, tutto qui. Vi ricordo che Padova è una città storica. Padova è una città importante sotto l'aspetto culturale e storico. Tutto è sotto soprintendenza, qualsiasi cosa. Giustamente, perché sennò io facevo il commerciante e saremmo molto liberi di fare qualsiasi cosa. Se Padova è una città di qualità è perché negli anni la soprintendenza ha curato in maniera estrema la cosa. Mi scusi, Sindaco. Più, dico un'altra cosa, è una grossa responsabilità per un sovrintendente, per il Chito Magani in questo senso, decidere tra salute e valore culturale e artistico. Per cui ci vuole molto buonsenso, molta intelligenza e lo stesso cosa la fa il direttore dell'azienda ospedaliera. Per cui sono tranquillo che loro due stanno dialogando e troveranno soluzioni. In questo sono tranquillo. Tutto giusto, però le faccio l'avvocato del diavolo, le faccio una domanda. Allora io vedo magari diversamente. Io decido, città, azienda ospedaliera, regione, chi ha le competenze, di fare nuova pediatria. Nel momento in cui, dico io,
butto giù la palazzina di pneumologia per costruirla, io il giorno dopo devo avere già tutto predisposto per iniziarla. Perché si fanno sempre strada facendo tutti questi percorsi che allungano il tempo di costruzione di pediatria? Io all'inizio dico, faccio un ragionamento personale, butto giù e faccio pediatria nuova, cosa bisogna avere? Questo. La licenza di finanza ci dà il permesso? Sì, ok, butto giù pneumologia e il giorno dopo inizio pediatria. Invece qui succedono cose... No, visto l'esterno, ma non farebbe così lei, mi sembra talmente ovvio. Avrei fatto tutto prima, questo voglio dirle. Devo dire, primo, erano già autorizzati, perché bastava stare... ancora quando ho avuto il primo ok dalla soprintendenza, oltre 25 metri dalle mura, per cui era già autorizzato. Sono intervenuti poi i vari associazioni sotto l'aspetto culturale dicendo che era troppo vicino, rovinava lo skyline, per cui è nato un problema diverso. Secondo, devono fare ispezioni sotto l'aspetto del terreno. Padova, prima Pascia si trova i Romani, dopo gli Etruschi, per cui basta grattare 1 metro, 2 metri e si trova di tutto a Padova. È una città difficile sotto l'aspetto del sottosuolo, intendo. Per cui tutte queste cose si mescolano assieme e diventa complicato. Certo. Io dicevo solo se si poteva fare prima. La sovrintendenza veniva avvisata prima, i comitati venivano avvisati prima, guardate qui si costruisce questo, si fa, sì, pronti non via. Non è così facile. Ma mi sembra che è naturale quello che dico io, dove tutti, mi scusi sindaco, tutti dicono la loro, non è che decido io, chiedo a tutti, sovrintendenza, i comitati, chiedo a tutti se così va bene, una volta però che butto giù la palazzina vecchia costruisco quella nuova, invece qui mi sembra che sia tutto problematico, non lo so. Un po' complicata la faccenda, un po' complicata. Ad ogni modo 2 o 3 anni per la costruzione di pediatria, invece ritorniamo a Piazzale Boschetti, abbiamo detto dei cantieri che ce ne sono molti, passiamo prima di andare lì da pediatria, passiamo anche al centro congressi, ormai quello mi sembra ultimato, è già una cosa quasi terminata. Sarà terminato a maggio e sarà reso operativo verso settembre, maggio-giugno è terminato, settembre sarà operativo, è una costruzione molto complessa e di conseguenza, però i tempi sono questi, insomma, maggio. Invece Piazzale Boschetti Piazzale Boschetti stanno lavorando, oggi ho visto passando, stanno cintandolo, perché è veramente brutto da vedere. No, ogni volta che passo, insomma, vicino a casa mia, ogni volta che passo mi giro dall'altra parte, perché è una bruttura enorme. E le palazzine? Tutto a posto che lì mi sembra, no? Le palazzine sono a posto, i tempi sono lunghi, c'è niente da fare, però le palazzine sono a posto, purtroppo è stata tolta la pubblicità. Poi vedremo che è il rendering dello stadio Uganeo. Io sono stanco di vedere i rendering, per i rendering sono tutti belli da vedere, ci illuminano, ci fanno vedere tante belle cose. A me piacerebbe vedere invece qualcosa terminato, cioè vedere già pediatria, vedere già Piazzale Boschetti, ma invece qui vedo altro che è una vita che faccio questo lavoro, vedo rendering tutti i giorni. Questo Piazzale Boschetti era dall'allora rendering, guardi, sono certo, ma se lei era rendering sono 5 anni che vedo rendering. Adesso non facciamo come 100 congressi, stare a rendering c'è. Il Piazzale Boschetti mi prendeva in giro dicendo chissà quando. Non ho mai preso in giro simpaticamente parlando. Chissà quando iniziano e quando non se la fa. Io capisco, ognuno fa il suo mestiere, calma. Perché mi ricordo il benzinaio del Bassanello che ci ha avuto un po' più di tempo, dal giorno dopo sono passati 8 mesi. È ancora lì. Ma adesso ho trovato altre 3 cisterne. 3 cisterne, lei capisce che ogni cisterna che viene fuori sono passati da quando ne abbiamo parlati, sono passati quasi 3 anni. Però le cose vengono fatte. Se io passo lì, bello che l'ha buttato giù perché era un obbrobrio anche quello, però ad ora lì insomma sono passati 3 anni. Tra poco sarà fatto anche quello. Però uno si dimentica, quando le cose vengono fatte, dopo uno si dimentica. Sono tutte fatte, uno dimentica via il problema. È vero. E rimangono le cose da fare. E sono tante, sono tantissime. I tempi sono lunghi, la burocrazia è lunga, gli inconvenienti sulla strada sono lunghi, sono inconvenienti di tutti i tipi. Mai mi sarei aspettato di trovare sulle piastrelle, Vianelli, sulle piastrelle, l'intonaco delle piastrelle di cucina, il primo sopralluogo fatto non è stato trovato niente, è stato trovato tracce di amianto. Purtroppo Padova, ma tutte le città, è stato usato amianto in tutti i sensi, ma è stato interrato. Noi troviamo dappertutto e ogni volta è un problema.
E in questo caso abbiamo trovato tracce di amianto, questo vuol dire rallentare i lavori e spendere Però soldi diciamo più che lei per 4-5 mesi. sindaco, bisogna riconoscere che ha buttato giù questo obbrobrio dopo tanti altri avevano tentato di buttarlo giù oppure di recintarlo. Era 20 anni che parlavamo di questo posto, era 20 anni che parlavamo a Plandina, era però 20 anni che parlavamo dell'ospedale. Le sembra che sia giusto parlare di 20 anni su un obbrobrio che andava buttato giù 10 anni fa, 15 anni fa, cioè voglio dirle, delle volte ho capito la burocrazia, però delle volte... Non è burocrazia, bisogna comprare gli appartamenti, non tutti i proprietari di appartamenti volevano più soldi, è stata fatta un'opera di mediazione da parte dell'assessore Michalizzi, parte dei dirigenti del comune, molto importante, si mettono mesi a fare queste cose. Senta, ritornare, visto che Anelli è uguale, parcheggio Plandina, più o meno, no? Visto che lì c'è stato lo scambio. Continuiamo a dire parcheggio e continuiamo a dire... mi scusi, come lo vuole chiamare? Ex caserma Plandina. Sarà anche parcheggio, anche parco, anche sociale, anche. Appunto, smettiamo di parlare solo di parcheggio, sarà tante cose. Quando sarà anche allora? Io penso che diventeremo proprietari dell'area alla volta di giugno, luglio più o meno, proprietari, perché questo incidente di percorso, nel frattempo faremo un concorso di idee, verificheremo cosa fare. Ricordo che nel contesto c'è l'amministrazione che sta lavorando nel piano di parcheggi, con studio piano parcheggi e traffico totale della città, per cui capiremo anche quanti posti si possono fare là, quanti posti servono, altri ulteriori parcheggi, quanto bisogna fare, bisogna avere la visione totale della città, non si può... e qualche volta spesso sbaglio, mi prendo le mie responsabilità. Interrare lì qualcosa non si può, sindaco? Tutto si può, sempre problemi di costi. Costa molto di più un parcheggio interrato di un parcheggio certo, però prende molti più posti. Certamente, vedremo. Bisogna anche capire che un parcheggio cosa genera all'esterno, che flussi genera, è molto complicata ragione di queste cose. Infatti, ripeto, c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando assieme ai tecnici per capire esattamente quanti posti servono a Padova come parcheggi, sia come parcheggi scambiatori, sia parcheggi in centro. Nessuno vuole far sì che a Padova non arrivino le macchine, ci capiamo. L'unica priorità è che Padova non vada attraversata da una parte all'altra delle macchine, ma si usa una circolazione, se no si inquina, si porta traffico, non serve a niente. Ci sono le circolazioni, vanno fatte. Tantissimi vogliono vietare sia parcheggi che il transito dell'auto. Tantissimi altri vogliono parcheggiare. Bisogna sempre trovare una via mediana, per cui nell'interesse della città. Non è facile, ognuno vuole chiudere via Dante. Sono d'accordo che via Dante è un problema. Via Dante è stata trasformata nel tempo in una tangenziale. Non va bene, però voglio avere la visione totale della città, voglio nel senso come amministrazione, e capire esattamente cosa fare. È chiaro che qualsiasi decisione prenderò, non tutti saranno contenti, questo sono sicuro. L'altro giorno il signore mi ha fermato, era molto arrabbiata per quanto riguarda Corso Milano. Secondo me Corso Milano... È vero che Corso Milano, mi scusi, visto che l'ha citato lei e volevo arrivarci, lei ha detto ho sbagliato, ho letto le dichiarazioni sui giornali o era proprio il titolo sbagliato sui giornali? No. Però, ho sbagliato a non coinvolgere le persone, non ho sbagliato a farlo, sono due cose diverse. Ho sottovalutato di parlare con i residenti, con i negozi, questo sì. Perché se l'avesse fatto avrebbe cambiato idea? No, nel senso che spiegavo le ragioni. Per spiegare le ragioni. Coinvolgere le persone in questo senso. Ma ad esempio molti negozianti hanno cambiato idea, molti residenti hanno cambiato idea. Lo dico onestamente, molti altri non hanno cambiato idea. È vero, c'è traffico, c'è coda, però abbiamo fatto 2 piste ciclabili. C'è chi dice, bastava una pista sola. L'Europa, le normative europee obbligano a fare due andate e ritorno. Dove ci sono strade più ampie magari. Questa è una strada ampia, obiettivamente. Se togli i parcheggi dalle due parti, sì. Mettendo il parcheggio abbiamo tolto 22 parcheggi su Corso Milano, ricordo. No, ma se li togli tutti,
i parcheggi, cosa che ovviamente non può farlo perché altrimenti cadrebbe il mondo, però allora sì è molto ampia la careggiata, ma avendo la pista ciclabile, il parcheggio delle auto, la pista dove uno corre, la strada è stretta. Io vedo che abita mia figlia, per cui ho modo di vedere rapidamente, passo giornalmente in Corso Milano, 2 volte al giorno. No, a me non sembra così disastroso. Chiaramente c'è traffico, sì, c'è traffico. È peggio di prima, meglio di prima. A me sembra meglio, devo dire. Ho opinioni diverse. C'è chi abita che dice che è meglio, chi abita che dice è peggio. No, non ho idea. Per questo è necessario fare un piano Padova totale sotto l'aspetto traffico e perché si capisce. Corso Milano rimarrà così a ogni modo, giusto? Se è sbagliato si cambia, se è sbagliato. Io non ho la verità in tasca. Se lo studio dice che è stato sbagliato qualcosa, modificheremo. Ma io non ho problemi a ammettere quando sbaglio, mai problemi. No, ma le ho chiesto se così. Io penso ora sarà Guardi, così. per me io sono d'accordo che a me non dispiace perché per me è ordinato, è razionale, sono 2 piste ciclabili utilizzatissime. Per cui dico, a me pare che vada bene. Se lo studio dirà no, è sbagliato, bisogna farne una sola, non bisogna farla. Prima della pubblicità prendo nota, Piazza Insurrezione, invece ha qualche idea? In prospettiva lì avevo un'idea? Io sogno di liberarla, però non è facile, ma fa parte sempre del piano totale. Chiaramente è un attrattore di traffico, questo è chiaro, perché la gente cerca di parcheggiare là, paga un sacco di soldi, perché costa molto, dà un sacco di soldi a APS come gestione e amministrazione, per cui devo stare attento anche alla gestione di APS. Non posso dire togliamo Piazza Insurrezione e dopo ho un danno sotto l'aspetto economico, devo ragionare a 360 gradi. Mi piacerebbe molto chiudere, però devo trovare delle soluzioni alternative, questo è chiaro. Ma perché sindaco, secondo lei mi ha nel detto piano prima, parcheggi e traffico no, è però, comprensivo di quello? Nel rapporto con altre città, Bolzano, Verona, tante altre, il sindaco della città o l'amministrazione della città ovviamente avranno valutato anche lì i costi, perché qui è un problema di costi, hanno fatto dei parcheggi interrati. Cioè mi domando, le dico, perché in Piazza Insurrezione non si può fare un parcheggio interrato? Perché è un attrattore di traffico. Se noi abbiamo un problema, non siamo molto bravi con i mezzi pubblici, dobbiamo migliorare molto. Infatti io non vedo l'ora che sia aggiudicato la gara a Bus Italia per cominciare a lavorare con loro sotto l'aspetto del trasporto pubblico. Il trasporto pubblico funziona solo in un caso, quando il trasporto pubblico è più veloce del trasporto privato. Allora si finisce che funziona. Oggi non è così, tanto per essere chiaro. Noi dobbiamo cercare di migliorare al massimo il trasporto pubblico, migliorarlo in maniera importante, migliorare la situazione parcheggi, migliorare viabilità. Non è facile, non è facile. Padova è una città storica, ha strade strette, ha una viabilità importante, ha un traffico giornaliero importantissimo, sono 100.000 persone che si muovono in continuazione, oltre gli abitanti. Abbiamo gli studenti, per fortuna, di cui sono contenti. Certo. È una città, non è una città semplice. Poi adesso a giugno arrivano i monopattini, quindi... Certo, arrivano i monopattini, sono contento. Inizialmente non era mica... No, spiego. Poi quando il governo io ero negativo, ero negativo, mi continuavo a insistere per dire fate il monopattino, no, perché secondo me sono pericolosi. Adesso il governo l'ha fatto, io sono tranquillo, non ho più responsabilità. Nel senso, però lei per lei non li avrebbe fatti? No, perché sono pericolosi per me. Pericolosi perché ho paura che vadano sotto portici, come le biciclette. Padova è una città che ha San Pietrini, Pavè, Ciottoli, e chi va col monopattino o in bicicletta cerca sempre la superficie piana, per cui tende ad andare o sulle corsie del tram o sui sottoportici, per cui questo genera altri tipi di problemi. Solo questo, no, come mobilità elettrica sono d'accordissimo che va bene il monopattino, è anche molto funzionale. Ne vedo in continuazione che sono andato negli Stati Uniti durante le vacanze di Natale in California. L'ha usato anche lei? No, non l'ho usato, non vado in cerca di guai, ne ho usato abbastanza, però ne ho visti moltissimi. Sarà sicuramente una svolta epocale perché ha anche un prezzo basso, per cui sono convinto che
avrà un grosso successo. A me interessa solo una cosa, che siano fatti in sicurezza e che si rispetti gli altri. E poi sono anche con la carica o con la batteria via discorrendo, quindi non c'è neanche difficoltà di spingere con il piede, insomma. No, è un mezzo molto interessante. Arriveranno che quelli a giugno. Ed è importante sotto l'aspetto. Ho scommesso col vice sindaco Ronaccioli che è stato qui, proprio che ha detto che arriveranno a giugno, ho detto che per me non arriveranno a giugno. Penso di sì, sono molte aziende che si propongono. Non so quante scommesse avrei vinto finora tra le biciclette che dovevano arrivare inizialmente. Secondo me lei per sempre scommesse con me, però sono opinioni diverse. Poi lei non me le paga mai. Andiamo in pubblicità tra poco.